Troviamo al Teatro Cesare di San Vito Romano in compagnia di Teodoro Esposito, regista nonché autore di varie, commedie teatrali. Buonasera. Ciao. Teodoro, ciao. Allora, queste commedie che presenterai qui al Teatro Cesare di San Vito Romano, come si chiamano? Quest'anno veniamo con Napoli e Ma e L'anima di Napoli, uno spettacolo scritto e diretto da me, e poi ritorneremo a febbraio con Non ti pago di Edoardo De Filippo e a marzo con Filomena Marturano, sempre di Edoardo De Filippo, dove io curo la regia. Senti, ma Napoli e Ma, che cos'è? Napoli e Ma è l'anima di Napoli, è un'immaginaria anima che io ho costruito, facendomi soprattutto una domanda. Nonostante il degrado, nonostante la violenza, nonostante la politica napoletana, ormai da 200 anni si crea una cultura di Napoli che va in giro per il mondo. Il mondo dall'800 fino al 2000 canta le canzoni di Napoli, vive del teatro napoletano, e io mi sono chiesto qual è il motivo, come mai succede questo. Ho pensato che probabilmente come l'arte, come ogni forma di arte, l'arte è una rivolta contro il fato, e a Napoli, poiché appunto il fato è certamente avverso, il popolo cerca attraverso la cultura, attraverso l'arte, di uscire fuori da questa cappa pesante. E in questo spettacolo noi raccontiamo appunto questo, raccontiamo il teatro, raccontiamo la poesia, raccontiamo le canzoni di Napoli, le cose che più ci sono piaciute nella nostra vita. Infatti la commedia teatrale napoletana non fa sognare soltanto i napoletani, ma anche tutto il mondo. Infatti è quello che dico io proprio in questo spettacolo. In effetti i napoletani sono 963.000 abitanti, sono pochissimi, ci sono città, metropoli come Tokyo che sono 13 milioni e mezzo di abitanti, sì. Eppure i napoletani sono in tutto il mondo, dappertutto, dovunque stanno c'è un napoletano piazzato, come diceva tu. Pure qui a San Vito Romano. Pure qua a San Vito Romano ci stanno. E tant'è che noi portiamo spettacoli napoletani, abbiamo un grosso riscontro proprio a San Vito, perché evidentemente c'è una folta rappresentanza napoletana. A Roma addirittura un terzo della popolazione è napoletana. Pensa un po'. Sì, Quindi è una cosa incredibile. Stanno raggiungendo i napoletani e stanno pian piano raggiungendo i romani. Meno male, così avremo un Napoli, faremo un Napoli-Roma. Comunque niente, io tutto questo che stai dicendo ti fa pensare e ti fa riflettere, perché grande Scarpetta, poi Edoardo. Ecco, appunto, questi sono stati due grandissimi artisti, ma esistono eredi? Allora, eredi di Edoardo e di Scarpetta ce n'è stato uno che però è morto prematuramente 10-12 anni fa. Per me Annibale Ruccello era un grandissimo autore, ha scritto delle opere fantastiche, purtroppo a 36 anni in un incidente morì 10 anni fa dalle parti di Roma. E, onestamente, a parte Annibale Ruccello non ne vedo in giro di grandi eredi. Ci sono personaggi estremamente bravi come può essere Salemme, che scrive delle commedie, degli spettacoli anche particolarmente piacevoli, però ancora non siamo a livello di Edoardo o di Scarpetta, insomma. Forse ci siamo dimenticati un altro grandissimo, Totò? No, di Totò non mi sono dimenticato, perché di Totò non esiste un erede, perché Totò era una maschera come può essere Maradona o come può essere Pelé, e Totò era una maschera particolare, per cui non esiste un erede di Totò, insomma. Senti, scusami, una mia curiosità, un elemento alla quale tu nei tuoi spettacoli non potresti rinunciare mai? A mia moglie. Guarda, lo immaginavo. Ma mia moglie non perché sia mia moglie, perché magari a mia moglie non posso rinunciare durante la vita, ma nella scena non posso rinunciare a mia moglie perché effettivamente ha un talento, e non lo dico per ragioni di parte, ha un talento particolare, e quindi io la utilizzo in tutte quelle parti che sono particolarmente complicate, e la uso un po' come soluzione, sì, come soluzione ai miei problemi. Beh, le mogli servono anche per quello, no? Sì. Poi lei ha un istinto proprio particolare, lei è proprio istintiva. Infatti andate in onda da 5 anni, Sì, no? sono 5 anni. Quindi ogni anno sempre con nuovi testi, Sì. e avete sempre un grande riscontro di pubblico e di critica. Per fortuna, la sì. critica è importantissima. Certo. Ma qual è il segreto di tutto questo?
Il segreto è avere il senso del ridicolo, cioè rendersi conto che poi fondamentalmente c'è sempre chi fa meglio di te e quindi impegnarsi al massimo e prendere le cose seriamente. Io quello che chiedo ai miei attori è avere sempre la massima serietà nel momento in cui stanno in scena e soprattutto poi lavorare con spirito di gruppo. La compagnia che esce sul palco è una squadra, è una classe liceale. Il famoso collettivo. Bravissimo, è importantissimo come in una squadra di calcio. Importantissimo. Sì, è fondamentale perché non è tanto le bravure dei singoli, ma perché poi sul palco capita sempre in continuazione che c'è qualcuno che sia in difficoltà, ma lo spirito di corpo che si crea all'interno della compagnia, perché poi il pubblico se ne accorge e diventa fondamentale. Io mi accorgo di aver fatto un buon lavoro quando durante lo spettacolo magari capitano delle scene che durante le prove non riescono e magari invece l'attore che ha avuto difficoltà durante le prove riesce a farla durante lo spettacolo e vedo dietro le quinte i compagni che fanno e vai, che sono felici di quello che sta facendo, quindi quello significa per me aver fatto bene il mio lavoro. Queste poi sono tutte esperienze che alla fine sono belle da raccontare. Assolutamente, sì, sì. Per me il teatro insomma è una forma di catarsi, ecco, perché è una forma di follia pure. Oltre alla passione, Sì, la passione. lo vedo io che ci mettete tutti quanti. Senti, i prossimi lavori? Torniamo appunto qui a San Vito e comunque anche a Roma con Non ti pago e poi con Filumena Marturano. Tra l'altro in Napoli e Ma noi diamo uno stralcio di Filumena Marturano con un monologo fatto appunto da Teresa Rossi come presentazione dello spettacolo che poi faremo di qui a un mese. A proposito di Filomena Marturano, nel 1946 il grandissimo Edoardo De Filippo scrisse questa commedia teatrale in 3 atti proprio per la sorella Titina. Sì. A me mi risulta che questa grandissima opera ha avuto un successo internazionale, famosissima, anche a Broadway. Assolutamente, no, a Mosca. A Mosca Addirittura. Lui ha replicato, credo per quasi un mese, a Mosca in lingua napoletana. Ed è stato, credo che il Filomena Marturano sia una delle opere più rappresentate in assoluto. E, comunque fra i grandi autori Edoardo è in assoluto l'autore al mondo più rappresentato, più di Pirandello e più di Goldoni, tra gli autori italiani. Poi è stata interpretata anche la moglie di un notissimo attore che è stata la più grande interpretazione, Sofia Loren. Per me è stata la più grande interpretazione, è stata gestita in maniera divina da Vittorio De Sica, tant'è che credo che vinsero l'Oscar con quel film, ma per me la maggiore interpretazione di Filomena Marturano l'ha fatta Sofia Loren in quel film, che è stata eccezionale, in attesa di vedere Teresa Rossi, insomma. Quindi possiamo dire, per terminare, che la cultura teatrale, ma non soltanto, anche di musiche, canzoni, grazie a Napoli che in tutto il mondo abbiamo questa immensità di cultura, quindi è una cosa bellissima. Noi abbiamo portato cultura da tutti i pezzi del mondo in pratica. Da ogni parte, sì. Napoli è vista in Giappone, è vista in America, in qualunque parte del mondo. Diciamo che è una forma di arte molto generale, una forma di arte molto sentimentale che prende un po' dappertutto e addirittura è riuscita a prendere, come racconto io in questo spettacolo Napoli e Ma, un autore, un grande poeta come Gabriele D'Annunzio, che alla fine è stato colto a scrivere una canzone napoletana, una poesia in napoletano. È stato contagiato. Sì, sì, sì. Senti, per terminare, una cosa mia personale, cosa si prova prima di una prima teatrale? È una grande scarica di adrenalina, è quello che poi ti mette nelle condizioni di continuare, perché hai un'emozione e è una sensazione particolare che bisogna soltanto provarla, avere il pubblico davanti e accorgersi che ti sta seguendo e che poi ti viene nel camerino a fare i complimenti è il massimo della gratificazione. Soprattutto per me la grande gratificazione non è quando il pubblico viene nel camerino e mi dice bravo, sei stato bravo, ma quando entra nel camerino e mi dice grazie. Capitano delle persone che mi dicono grazie, significa che in quel momento io ho trasmesso un'emozione ed è quello che deve fare l'attore. Si sono divertiti in pratica? Deve trasmettere un'emozione e qualche volta ci riesco, insomma. Complimenti Teodoro, in bocca al lupo, ciao.
Alla prossima. Ciao Giuliano, Ciao, grazie. ciao. Il cucciolo della compagnia, Gianmarco Esposito, non è parente. Il playboy della compagnia, Edoardo Esposito. Giuseppe Erra. Amelia Governatori. Giulia Scatà. Edoardo Margiotta. Paolo Amedeo De Pascale. Stefano Todarello. Sergio Politto e Teresa Rossi. Teodoro Esposito. Come sempre chiudo con la frase di rito augurale, e se vi è piaciuto lo spettacolo tornate la prossima volta e magari portate anche degli amici che ci fanno piacere, più siamo e meglio stiamo. Se invece non vi è piaciuto fatevi fatto posto, perché non è giusto che la fregatura la prendiate solo voi.